Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, grande scandalo a sinistra perché Giorgia Meloni ha osato dire che la prossima volta potrebbe persino essere superato un tabù, e cioè potrebbe persino, è incredibile, veramente mi sento male solo a riferirlo, potrebbe accadere persino che venga eletto al Colle dai parlamentari una figura che proviene dal centrodestra, una bestemmia per lo signore, una blasfemia, uno strappo nel tessuto della vita democratica, intesa come appendice della sezione del Partito Democratico, perché c'è sempre questa equivalenza per loro signori. E quindi tutti i capoccia, tutte le prime, seconde, terze, anche quinte file del campo largo si radunano all'unisono contro questa inaccettabile idea che per una volta al Quirinale possa andare qualcuno non diciamo o proveniente direttamente dalle file del centrosinistra politico, come è stato sostanzialmente nella storia della Seconda Repubblica, quasi sempre tra l'altro votato a colpi di maggioranza appunto strettamente politica, senza accordo con le opposizioni o stracciando un accordo con le opposizioni, come nel caso di Matteo Renzi con Berlusconi, no? La prima elezione di Mattarella, o si vuole anche salire subito prima figure magari di tradizione democristiana sul finire della Prima Repubblica, che però hanno dato diciamo sponda all'azione politica contro il centrodestra, no? Oscar Luigi Scalfaro su tutte. Ebbene, tocca di tutto ma non il Quirinale a loro, perché gli istituzionali, quelli che passano le giornate a darci lezione di galateo formale e politico, hanno sempre visto la massima carica dello Stato come cosa loro, e te lo dicono espressamente, non fingono neanche di girarci intorno, gli istituzionali. La prima reazione ovviamente è quella di Elly Schlein, della segretaria. Dobbiamo far uscire questa battaglia fuori dal Parlamento. Meloni è stata chiarissima sull'obiettivo, è il Quirinale, il potere, quindi deve diventare una sorta di guerra civile incruenta, si spera, il tema per cui potrebbe essere eletto uno non di sinistra. La battaglia fuori dal Parlamento, la loro ossessione è il potere, mica come il PD che è sempre andato al governo esclusivamente previo consenso popolare. Vi prego di non insinuare che abbiano mai fatto manovre di palazzo in nome del potere per il potere. Si accoda ovviamente anche l'altro leader in pectore del campo largo, Giuseppe Conte, che in questi giorni ha le sue grane, ma trova il tempo di esternare sul rischio della destra al Quirinale. Meloni e il governo hanno trasformato le istituzioni in un palco da campagna elettorale. Significa che sono pronti a tutto, anche a trasformare le istituzioni democratiche. A trasformare le istituzioni democratiche, ci faccia capire Giuseppi, se al Quirinale, per usare il suo vocabolario un po' polveroso, non ascende un progressista, abbiamo trasformato le istituzioni democratiche? Ma sono democratiche solo quando le massime cariche ve le spartite tra voi. Ma cosa sta dicendo? Ma si dedichi per favore a rispondere una buona volta sulla gestione dell'emergenza Covid, che è meglio. Arrivano ovviamente anche Totò e Peppino, Fratoianni e Bonelli. Il primo dice: la Presidenza della Repubblica non può diventare oggetto di spartizione politica, detto da un esponente della sinistra italiana, è puro dadaismo. Questa destra vuol prendersi tutte le poltrone. Sì, l'ha sempre prese talmente tutte che nella storia appunto non è mai andato qualcuno di cultura di centrodestra al Quirinale. Ci dice Bonelli che Meloni vuol modificare la legge elettorale per garantirsi il potere violando la Costituzione. Non si capisce come cambiare una legge elettorale ed eventualmente, lo riferisco sempre davvero con la consapevolezza di dire una bestemmia e eleggere qualcuno non di sinistra al Quirinale. Tutto questo violerebbe la Costituzione nel magico mondo di Bonelli. Arriva poi Francesco Boccia che riferisce ma dal suo punto di vista riferisce un'enormità, una cosa abnorme, irricevibile. Giorgia Meloni ha rivendicato il diritto della destra a esprimere un futuro capo dello Stato.
Sì, esatto, ma dov'è lo scandalo? E invece per questa semplice rivendicazione è uno scandalo, perché il centrodestra è sempre figlio di un dio minore, perché il Quirinale è sempre roba loro, perché loro sempre hanno già in testa la spartizione delle massime cariche dello Stato. Ci riferisce il deputato piddino Roberto Morassut che la destra non mi sembra avere ancora una visione pienamente, sinceramente costituzionale. Ma che diavolo vuol dire? Ma come si permette di dire che lo schieramento che è più votato alle ultime elezioni politiche dagli italiani, che governa da 5 anni, che sarà il governo peraltro di maggior stabilità e durata della storia repubblicana, non ha una visione pienamente costituzionale? Vedete il mancato riconoscimento? Un conto è ovviamente fare durissima polemica contro l'avversario politico. Un conto è squalificare l'avversario politico in quanto tale. Ma chi è Morassut per dire che il centrodestra non ha una visione sinceramente costituzionale, quando dal 1994 rappresenta un blocco sociale diffuso, una parte di paese, spesso la maggioranza silenziosa che lo manda avanti questo paese, che ha delle ragioni sociali profonde nella sua Costituzione, tra cui sì, tra l'altro, visto dalla visuale per esempio della Lega, c'è la questione del federalismo e dell'autonomia, ma a parte tutto questo, a sinistra è crisi di nervi assoluta, perché va bene tutto per loro, ma non va nemmeno ventilata la possibilità che al Quirinale non vada qualcuno dei loro, e sarebbero quelli istituzionali. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio